Siamo col sindaco di Licata, ecco un momento importante questo politicamente, ma vogliamo sapere un po' le ultime novità su Licata e sulla sicurezza dei cittadini, sull'ambiente. Insomma, ci aggiorni dopo gli incontri in prefettura con l'ARPA e con tutte le autorità competenti? Abbiamo emesso due ordinanze, una per la riapertura dei luoghi pubblici, cimiteri, spazi esterni, attività sportiva e tutto il resto, quindi l'attività civica riprende normalmente, e un'altra ordinanza con la quale abbiamo ordinato alla società proprietaria del sito la bonifica dello stesso. Prima fase è quella di mettere in sicurezza il sito, eliminando qualsiasi possibilità di contatto con l'aria, con l'acqua o con la terra, e quindi l'intervento di mantenimento, e una successiva intimazione che è quella della catalogizzazione dei residui, quindi la classificazione dei residui, per poi avviarli negli impianti di trattamento idonei. Quindi la fase dell'emergenza è stata superata, siamo in attesa di avere i risultati definitivi dell'ARPA, e una volta avuti i risultati definitivi dell'ARPA sicuramente avremo i provvedimenti conseguenziali. Lunedì riaprono le scuole regolarmente e tutte le attività saranno in essere. Quindi diciamo si va verso la normalizzazione, no? Ma appunto questi rifiuti che fine faranno? Cioè, dove saranno? Ci vorrà del tempo? Cosa dicono i tecnici competenti? Anche da un punto di vista economico, chi si accollerà alla spesa? Ma io mi sono interfacciato con Sua Eccellenza il Prefetto, e con Sua Eccellenza il Prefetto abbiamo pensato e elaborato l'ordinanza che è stata notificata all'Omnia, nella quale si ordina all'Omnia di dare di seguito alla bonifica del sito. In assenza ci sarà un tavolo tecnico in prefettura con tutti gli organi preposti affinché si individuino le competenze e le funzioni e gli enti che dovranno poi occuparsi di svolgere in maniera succedanea all'Omnia la bonifica del sito. Come vede questo momento politico? Cambiamo l'argomento, andiamo alla politica. Ecco, oggi un congresso provinciale, Forza Italia si prepara a quello nazionale in vista anche delle europee. Ma sicuramente è un momento di grande impegno politico in prospettiva delle europee, e tutti i partiti si stanno organizzando e riorganizzando. Forza Italia in un momento particolare perché il suo leader naturale Silvio Berlusconi non c'è più, ma il partito continua a essere vivo e vitale, presente sul territorio, e oggi la dimostrazione si ha con la presenza massiccia di tanti simpatizzanti e militanti che rendono questo partito vitale nella nostra democrazia.